Mi dispiace di non essere con voi a Venezia per assistere all'onoranza di Fabrizio Tamburini, veneziano dell'anno, per le sue scoperte con grandi applicazioni pratiche. Beh sì, francamente anch'io pensavo alla luce sotto forma di intensità e di colore, di frequenza, che la luce avesse vortici, e cioè fosse considerabile come un fluido, e che questi vortici potessero essere applicati, mi ha sorpreso un po', una novità. Ma in questo campo direi una grande scoperta, si può essere orgogliosi sia un astrofisico italiano che l'ha fatta. Mi dispiace molto di non poter essere presente per ragioni di salute. Ho conosciuto Fabrizio Tamburini tramite il mio collega Antonio Bianchini e veramente sta facendo un lavoro straordinario, e si tratta di sfruttare la luce in maniera diversa da come la si è utilizzata finora. Si utilizza finalmente, fino ad oggi si è utilizzato la luce per la sua intensità e per il suo colore, la frequenza. E la scoperta di Bianchini, di Fabrizio, è di utilizzare una proprietà che è comune nei gas, nei liquidi, ma non si pensava fosse presente anche nella luce, quella dei vortici, che permette di ottenere, di poter sfruttare molti più canali televisivi e con metodi classici, e anche di ottenere un migliore potere risolutivo, cioè capacità di vedere dettagli piccoli, e quindi applicabile anche in varie cose pratiche, in particolare in medicina. Credo sia pochissimo conosciuto il lavoro di Tamburini. Io l'ho conosciuto tramite Bianchini, non ne sapevo nulla, anche perché appunto è un campo abbastanza lontano proprio dal nostro specifico. La luce sono onde elettromagnetiche, ma si pensava a sfruttare quelle più evidenti, cioè l'intensità della luce e la sua frequenza, cioè il colore, e la proprietà che avessero vortici, e che questi vortici trovassero applicazioni, non era conosciuta, nessuno ci aveva pensato. E molte delle grandi scoperte sono dovute a intuizioni, quelle da Einstein per esempio, così lontane dal senso comune, perché se tutti quelli che hanno delle idee se ne vanno dall'Italia, l'Italia si riduce proprio a un paese in via di sottosviluppo. Di poter seguitare le sue ricerche in Italia e non di fare i precari a vita. D'altra parte penso che questa scoperta abbia importanti risultati e ricadute pratiche, quindi non credo resterà per molto a fare il precario. Probabilmente si riempirà di soldi, glielo auguro. Galileo disse: guardate, con questo aggeggio scoprirete le navi nemiche molto prima, e quindi potrete attrezzarvi per la difesa. D'oggi forse erano più intelligenti dei politici di oggi. Ma penso, per questo tipo di ricerca, che ha anche grandissime applicazioni pratiche, i soldi dovrebbero arrivare. Almeno mi sembra ovvio. Beh, ma insomma, privato, a volte privati, nella ricerca applicata sono importanti. In un campo così ricco di applicazioni e ricco anche di soldi, mi sembra incredibile sia ancora precario. E quindi auguri, senza lasciarsi scappare una scoperta così sarebbe proprio da imbecilli. Purtroppo oggi abbiamo una classe politica ignorante, non si rende conto dell'importanza della ricerca e soprattutto delle grandi applicazioni nuove. Io credo non resterà precario a molto, perché questa scoperta è di grandissimo interesse, non solo scientifico, ma proprio come applicazioni pratiche che portano un sacco di soldi, come le trasmissioni televisive, i telefonini, la medicina, quindi applicazioni
a non finire di grandissima importanza pratica. Costringere i giovani e i più preparati ad andarsene all'estero vuol dire impoverire il paese, cioè ridurre l'Italia a un paese in via di sottosviluppo. Che si potrà sfruttare molti più canali di quelli che si può sfruttare oggi e quindi aumentare la portanza, diciamo, della luce. Complimenti all'Associazione Sette Mari, che è stata meno miope della classe politica. Ma non credo ce la farò, non sto troppo bene di salute. Sarà difficile, insomma.